Benissimo, grazie Ettore. E adesso il dottor Paolo Pezzuolo che ci ricorderà brevemente ancora il discorso così di Antenore e poi il rapporto fra lingua veneta e lingue classiche. Sì, magari intanto dico due parole su di me, insegno latino e greco, diciamo, il mio interesse per il Veneto e viene fuori, diciamo, in un secondo momento, diciamo, la passione per la lingua veneta, e appunto non ho paura di chiamarla lingua perché è giusto chiamarla così, mi è arrivata dopo aver studiato le lingue classiche, perché prima, avanti, facevo come tutti, la chiamavo dialetto, non mi rendevo conto, non so mai, oddio, l'avevo sempre parlato, però non mi rendevo conto dei problemi che stava sotto. Dopo che ho studiato a Pisa, ho avuto anche modo di conoscere un ambiente differente, un ambiente toscano, insomma, meglio, diciamo, altre zone, altre regioni d'Italia, e lì mi ho reso conto anche della bellezza della nostra lingua e di tutto quello che avevo sempre da per scontato, diciamo. Allora, adesso vi dico due robe su quello che faccio adesso, su un'esperienza che ho fatto con Veneto Novo, che si sta menzionando prima, e dopo su Antenore. Allora, sono appunto condirettore della scuola umanistica di Padova, che è una scuola dove che si insegna il latino e il greco, in lingua, nel senso si insegna i testi, la letteratura latina in latino e si insegna la letteratura greca in greco, si legge le tipo re e si commenta in greco, no? Questa è una roba che mi e altri amici, pochettino, per qualche d'uno siamo matti, che facciamo, insomma, io faccio da 10 anni, stanno 10 anni, che in volta per l'Europa si catta di tante università dove che si sto interessi, insomma, per questo tipo di insegnamento del latino e del greco. Ecco, sì, che questo è quello che passo. Stanno che si sta che ho fondato con Domenico Strobe, con Julian Bellin e altri amici, Veneto Novo, che è un'associazione che, diciamo, la guarda al Veneto come un patrimonio da rancurare su in qualche maniera, cioè il Veneto come lingua, diciamo, gli altri appunto se occupiamo di lingua, ecco, più che altro. Cosa è che abbiamo fatto? Che si sta diciamo, l'attività più importante di Veneto Novo, la rappresentazione insieme alla trappola che avevi visto prima sul palco, la rappresentazione di Antenore, ma abbiamo fatto anche, diciamo, intorno in Genaro, febbraio quest'anno, abbiamo fatto un corso a Arsegnan che si chiamava dal latino al Veneto. In questo corso, diciamo, sta pensato come parte di un percorso di 5 cicli di lezioni, era un percorso, diciamo, un pochettino più lungo, però che abbiamo fatto solo la prima parte, che la sera dedicata all'antichità, la si chiamava Antichità Venete. Allora, in questo corso abbiamo fatto, prima che abbiamo fatto vedere come cosa che si parlava qua, cosa che era il venetico in pratica, perché per dare un'idea di cosa che si parlava qua, avanti che arrivasse i romani. Dopo che abbiamo fatto vedere come sta la nostra terra la sega romanizzà, latinizzà, e dopo che abbiamo fatto vedere diciamo, come che dal latino si arriva al Veneto, che la diciamo, sta qua al megola dei nostri discorsi sulla lingua, guardando come che il Veneto è venuto fuori dal latino, è chiaro che è un percorso differente da quello che ha portato dal latino al toscano, che è l'italiano, e da quello che ha portato dal latino al catalano, dal latino al castigliano e avanti così, insomma. E quando che parliamo di lingua parliamo di questo percorso qua, cioè gli altri abbiamo da avere coscienza, non la è un'affermazione velleitaria dire lingua veneta, la è diciamo, una constatazione, basta. La è così, insomma, come si dice lingua siciliana, come si dice lingua napoletana, giustamente. Dopo non stiamo a guardare i riconoscimenti ufficiali, che è un'altra roba. Allora, abbiamo fatto sto corso
se sta 5 lezioni da ore cada una, e diciamo, è stato un bel percorso, mi sono stato contento di farlo perché se discorreva tanto con gli studenti, la roba è che tanti, qui che ha partecipato a questo corso, tanti diciamo che già era venetisti, che già si arriva avendo l'idea che queste robe le che piaceva, che c'era anche chi che si arriva avendo un'altra idea su queste robe. E la roba, diciamo, alla fine di questo percorso, dopo aver fatto queste 5 lezioni, diciamo, dove che non si parlava di attualità, non si parlava per niente di attualità, neanche della questione veneta, non si parlava di queste robe, si parlava solo, si è solo fatto vedere l'evoluzione, diciamo, storica dal latino al veneto e anche altre robe che dopo vi dico. E alla fine di queste lezioni abbiamo domandato a tutti, diciamo, perché si sta fatto passare un formulario, diciamo, dove che abbiamo domandato a tutti i partecipanti cose cioè, tra le altre robe che domandavamo, ma vi altri sareste d'accordo di insegnare la lingua e la letteratura veneta in sta maniera qua all'inizio delle scuole? E qui che tanti di cui ovviamente i venetisti cioè che sono sempre stati venetisti che ha detto di sì, chiaro, quei che aveva dei dubbi alla prima lezione i ha detto tutti di sì. Erano anonimi sti formulari, sì che sti questionari, scusami, erano anonimi, sì che vi fasi un'idea dell'effetto, cioè voglio dire, pari in mano l'evoluzione dal latino al veneto è una roba che ne aiuta a far capire cosa che diciamo quando che parliamo di lingua, se grammatica, alla fine si fa grammatica storica, perché se vede insomma dove che viene fuori i problemi e avanti. Dopo va bene che intanto i professori universitari i sei a parlare dei dialetti, ma lo fa sempre diciamo, in un'ottica, diciamo, dopo quando che te che parli insieme i gadano a piegarsi sui specie per dire che sì, alla fine dice sì, te che era zon ma, e quel ma, te capisci che la sei una certa ideologia, quel ma, quando che arriva il ma, sì, te che era zon ma. Ecco, ogni modo, abbiamo fatto questo percorso che sta interessante. Dopo, in questo corso, a Zegnan, abbiamo parlato non solo di questa evoluzione dal latino al veneto, ma abbiamo parlato anche di antenore, cioè che abbiamo letto una serie di fonti latine sulla Venezia, quella che la regio decima, Venetia et Istria, che appunto, adesso aspetta, ma io che non mi perdo su questo discorso, ma insomma si parla delle fonti latine sul Veneto. Una delle parti più importanti dell'immagine che i romani e i greci aveva di chi che stava in sta terra qua, dei Veneti, la sera sta leggenda di Antenore. E abbiamo letto le fonti di quel spettacolo che dopo verrà rappresentato alla trappola, che insomma chi che era prima e che ha sentito quello che avevamo menzionato, insomma. Adesso vi dico 2 o 3 robe su Antenore, giusto per farvi capire cosa che faremo, e dopo vi saluto, insomma. Allora, questa è, diciamo, in qualche maniera la roba che avete da tenere presente è che questa qua è, diciamo, la leggenda fondativa dei Veneti, nel senso che è fondamentale, diciamo, il gruppo più importante dell'autorappresentazione dei Veneti nei secoli, dall'antichità fino al di Don Co, o meglio, diciamo, fino forse al Settecento, ecco, perché dopo si andava un pochettino desmentego. Ma è la parte più importante della nostra memoria storica, Allora, Antenore, se vi altri stai a Padova o insomma o si andà a Padova, che vi presente che c'è una piazza che la si chiama Piazza Antenore, lì che c'è sta arca de Piera, e Vittacaghi ne è un'altra, che è un'altra arca più piccola, che le è 2 tombe in pratica. Una è la tomba di Antenore, quella più grande, e Takagi è un'altra tomba che è la tomba di Lovato Lovati. Adesso vi parlo di questa roba qua. Cosa è la sta tomba? È una tomba monumentale e la è stata fatta su del 200. Per cosa è che i padovani hanno fatto su questa arca monumentale anche all'epoca? Beh, perché è che dice che lì è il corpo di Antenore? Beh, perché nel 200, diciamo, che è stato un momento, metà del 200,
che si scavava ante la contrada di San Biasio a Padova, e a un certo punto si scavava per fare un ponte, mi pare, e a un certo punto i catana, diciamo, una cassa di legno, quelli che c'erano i lavoranti, quelli che c'erano là a lavorare, i versi sta cassa e che cata do vasi pieni di monete, di oro, penso anche di bronzo, non so, comunque monete, e una spada, tocchi di armatura e un morto, cioè ossi di un morto, insomma. E vabbè, si è fatto l'idea che questo morto fosse un morto importante, che aveva da essere un re, un condottiero o qualcosa, no, di questa sorte. E allora si è andato da uno di quei più studiati della città, del comune, si è andato sto Lovati, che già era nodaro, mi pare, ogni modo che aveva studiato legge, e che ha detto, beh, insomma, di che te sei, no? Te sei qualcosa delle antichità nostre, insomma, cosa sei sta roba qua? E lui ha detto, ah beh, il Gacciapà, un tocco di Virgilio, insomma i testi che conosceva sulle antichità padovane, e gli ha detto, sto qua è il corpo di Antenore, quello che ha fondato la nostra città. Ah, vabbè, benissimo. Allora, i Ciapa e dice, vabbè, adesso che abbiamo il corpo del fondatore, adesso bisogna che lo mettiamo su una bella tomba, no? De modo da fargli onore, no? Allora il Gacciapà sti ossi, gli ha fatto su, intanto mi ha fatto su l'arca che adesso vedi là, e il Gacciapà sti ossi li ha messi nella tomba. Boh, che c'è stata una cerimonia e tutta la città la si gara ancora intorno a sta tomba che è di là, perché c'è stata una gran festa diciamo, quando si sta trasportare gli ossi di Antenore dalla casa alla tomba, e si è letto dei versi di Virgilio. Si è letto dei versi di Virgilio in quell'occasione là, e sti versi c'era, adesso vi dico in latino, dopo, dice pochi ogni modo. Antenor potuit mediis e lapsus acivis illyricos penetrare sinus at quintima tutus regna liburnoro ac fontem superare timavi, unde per ora novem magnocum murmure montis it mare prorup tac pelago premitarva sonanti. Hic tamen l'urbem patavi sedesque locavit teucro nomen gentide di Tarmaque fixi Troia nunc magna compostus pace quiescit. Allora, sta qua, magari capio qualche parola, se uno conosce il latino capio tutto, insomma, diciamo, adesso ve leso una traduzione in veneto che dice: Antenore, il capossutos lissando via dalle man dei Greghi, nar seguro su pai golfi dei Illiri e pai reami liburni, infina in caos ora le boie del Timavo, che in mar par 9 bocche e il cala fando tambarare il monte, battendo i campi con le onde salmastre. Lì il ga piantà le arme dei troiani, e il ga fatto venire su Padua, e un nome nuovo il ga dà alla gente nova, ed esso essera possa gustando la pace. Sto qua è un tocco dell'Eneide, dove non vedago il contesto per non perdere massa tempo, ma sti versi si sta letti quando che il ga seppellì Antenore, il presunto corpo di Antenore, perché alla fine quegli ossi lì era di un soldato del V secolo, pare dopo Cristo, non mi ricordo bene, insomma, chiaro che non c'era Antenore, perché Antenore, diciamo, la leggenda risale al 1200 a.C. Ogni modo, se dice sti versi anche i contadini li sapeva a memoria, perché ne altri che avevamo rusante, adesso vabbè, si può valere come attestazione, dove che i contadini gli sa a memoria sti versi e gli struppia, cioè dice del lasso Archile sedesque o cavit, e dopo fa i commenti, sì, perché qua sul pavang avevamo gli occhi, si piende occhi de occhi, e allora tutto, vabbè, insomma, ogni modo la era parte della cultura popolare, anche a Veneto, quindi identità padovana, ma la si è diventata anche identità veneziana, perché anche Venezia si sapeva, e il popolo e sapeva, dopo posso contarvi, ma sapeva di essere eredi in qualche maniera di Antenore, cioè diceva il dose, cioè quando chi seppelliva il dose, gli portava avanti un scudo davanti alla bara, gli pensava che fosse il scudo di Ettore, perché gli dice gli altri veneziani, cioè veneti, in latino si dice veneti, veneziani, Venetus,
Semo arriva da Troia e sì che insomma sta qua è il scudo di Ettore, quello che, no, che ha combattuto contro Achille. Vabbè, a farla curta, sta leggenda la attraversa tutta la nostra storia in pratica. A un certo punto Foscolo il dise in Telegrazie, alla fine delle Grazie, il dise, dove che, no, il mostro dell'amore parla sotterra, il dise alle antenore prode, adesso non me la casa dei sacri lari i dei e dei miei padri darò il sangue, il carme e l'ossa, adesso non me lo ricordavo bene, però anche Foscolo è l'ultimo che menzionà sta leggenda, diciamo, e dicendo che essenzialmente i veri eredi dei troiani sono i veneziani o i veneti e non i romani. A un certo punto che c'è sta roba in Foscolo nelle Grazie, alla fine delle Grazie, diciamo una delle edizioni delle Grazie. E sta storia, e adesso vago a saro il discorso, sta storia adesso vi ho fatto vedere cosa che è esistente l'autorappresentazione dei Veneti dal 1200 in avanti, dei Padovani, dei Veneziani e dopo più in generale dei Veneti. Adesso vi dico da dove, cioè, insomma, cosa che la sestante dell'antichità, Virgilio conosceva sta storia e la conosceva Livio, il scrittore padovano, no? L'autore della gran storia de Roma. La storia di Antenore, proprio come che la conta Virgilio, con particolari, diciamo il giunto dei particolari, ma proprio il principio del primo libro della storia a burbe condita di Livio, di Tito Livio Padovan. La versione più vecchia che conosciamo, adesso Saro, la versione più vecchia che conosciamo è quella di Sofocle, che Sofocle è il scritto una tragedia, Perdù, su Antenore, dove che contava come Antenore partendo da Troia e si arriva in Veneto, il fonda a Padova, resta solo un verso, gli altri col spettacolo che faremo con la compagnia a Trappola cercheremo di far vedere, dobbiamo provare a immaginare tutta la storia, ricostruire questa tragedia che è andata Perdù. Ecco. Grazie Paolo, grazie. Bene, adesso Paolo